Hanno già affermato in una nota la loro estraneità ai fatti, ma si dicono disposti a collaborare in ogni modo con la magistratura per accertare tutti i dettagli. A Padova, tra i vertici della Mantovani colpiti dall'arresto del numero 1 Pier Giorgio Baita, c'è poca voglia di commentare. L'inchiesta di Guardia di Finanza e Procura arriva come un maglio su una delle aziende fiore all'occhiello del Veneto. Nelle mani della società il passato, il presente e il futuro di quasi tutte le grandi opere della regione. Sconcerto e sorpresa, d'altro canto, la famiglia Chiarotto, proprietaria della Mantovani, risulta estranea alle accuse, ma il peso di ipotesi come frode fiscale e creazione di fondi neri può essere letale. Lo sanno bene gli industriali veneti, che stamani si sono ritrovati per il passaggio di consegna alla presidenza di Fondazione Nord-Est tra Andrea Tomat e Francesco Peghin. Il neopresidente preferisce non commentare la vicenda giudiziaria, ma il patron della Stonefly chiarisce un punto chiave. L'auspicio è che si faccia chiarezza in tempi molto rapidi. Questo lo dico perché poi l'interesse generale è che non ci siano effetti sull'andamento delle opere, sulle attività delle imprese. Massima fiducia nella magistratura e nel corso dell'indagine della Guardia di Finanza, perché la trasparenza è fondamentale soprattutto quando il mondo dell'impresa è strettamente legato alle istituzioni pubbliche. E in questo senso dagli industriali arriva un appello chiaro alla politica, perché c'è un solo modo per evitare che situazioni come queste possano ripresentarsi. Sottolineiamo l'esigenza di guardare con molta attenzione alla semplificazione e alla sburocratizzazione. Questo non vuole essere non ha nessun senso polemico, è un auspicio per rendere migliore e più facile il rapporto tra istituzioni, tra chi ha compiti di sorveglianza e compiti di giudizio.